Torino, Lucca, Usempoli, dove l'ultima partita l'ha persa con lui. E oggi parlerà di adeguamenti difensivi sui giochi più solidi che usano le squadre segnano. Volevo ringraziare l'USAP, la FIP che ci aiuta, sia l'USAP che la FIP che ci aiuta fin dalla prima edizione, e un bel gruppo di amici di Vittorio che man mano che sono andati avanti nell'organizzazione si stanno facendo presenti e mi danno una mano a mettere in piedi ogni anno. Grazie. Prova. Mi sente? Innanzitutto volevo quanti canestri di talento, a quanti giocatori che con talento inventano la situazione, piuttosto sono dei canestri perché escono perché ogni volta possiamo seguire. Poi questo non è una ricetta che si utilizza come gli allenatori sappiamo o barretta rossa, e quindi le scelte devono anche essere di questo tipo, per cui non prendo la palla per tenerla, prendo la palla perché so cosa fare. Se vedo il canestro attacco, se non vedo il canestro guardo e attacco col passaggio. Questo è un concetto chiaro, perché la mentalità con cui noi cresciamo i nostri ragazzi è che attacchiamo col palleggio. Non è vero, si attacca col palleggio, si attacca col passaggio, si attacca col touch. Allora abbiamo creato un linguaggio. Finché il nostro linguaggio è attacco col palleggio o passo la palla, non combino niente di buono. Avrò sempre uno che palleggia e quattro che guarda. Attacco sempre con tre possibilità: attaccare col palleggio, attaccare col passaggio, attaccare col touch. Queste sono tre opportunità che si giocano contemporaneamente in funzione di quello che succede nel gioco e in funzione di come sono messo io nel gioco. Vittorio Cavalieri, ospitato Gianni Cesolini, che è il coordinatore tecnico territoriale della Toscana, quindi un ottimo istruttore nonché referente tecnico delle università del mini basket per quanto riguarda la Toscana. E ci parla della lezione di basket, degli aspetti cognitivi e funzionali, e mi auguro che possiate godere proprio la lezione al meglio. Grazie. Buongiorno a tutti, senza applauso per fuoco. La musica è molto buona. Io organizzerò una lezione soprattutto su questo lato del campo, per cui se volete spostarvi in modo da avere anche un contatto diretto, io sono più che contento. Perché sentite un po' di eco? Sentite bene? Perché? Allora, eccolo là. Bene. Partiamo dal mini basket, non è proprio coerente con quello che stiamo facendo adesso, perché siamo partiti da una situazione tattica, poi abbiamo sviluppato una situazione tecnico-tattica per la costruzione del gioco per la categoria giovanile, e poi per ultimi siamo arrivati noi nel mini basket, quando saremmo dovuti arrivare per primi, però io tanto da lontano non è quello. Io ho preso diversi appunti sulla lezione di Maurizio Massari, diversi appunti perché volevo mettere al corrente che è già da 2 anni che noi coordinatori tecnici territoriali stiamo lavorando elaborando le linee guida nuove del mini basket, ma questo per informazione sono delle linee guida che non si fermano in categorie esordienti, categorie prodotti, scoiattoli, paperine e quant'altro, ma dovrebbero accompagnare questi ragazzini per un percorso molto più lungo. Per cui quello che ci siamo domandati anche dalla Commissione
Dai,